Signori, grazie intanto per essere intervenuti. Io vi invito, anche per motivi legati alle nuove disposizioni del Covid, a prendere posto, perché questo ci è utile per vedere quali sono ancora le posizioni libere, ma anche perché viene garantito il distanziamento. Grazie per venirmi incontro. Bene, io direi di cominciare se siamo d'accordo. Bene, grazie di aver risposto così numerosi a questa chiamata di UP Veneto, Unione delle Province Italiane Venete, rappresentata dal sottoscritto, ed è qui al tavolo assieme al mio vicepresidente Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, e i rappresentanti di tutte le altre province venete. Ringrazio altresì i rappresentanti di UNSEM Veneto, del mondo sindacale, delle associazioni di categoria, di Assindustria Veneto Centro, vedo gli artigiani. Ringrazio le associazioni sindacali presenti, così come ringrazio i parlamentari Paolin, Bisa e la senatrice Fregolent di essere qui presenti.
Avevo invitato anche gli europarlamentari, ma una sessione, do un benvenuto anche a Cinzia Bonan, benvenuta, grazie. Avevo invitato, è arrivato l'assessore Canè, buongiorno assessore, in rappresentanza della Regione del Veneto. Gli europarlamentari non possono essere presenti in quanto si tiene oggi una seduta a Strasburgo e quindi erano impossibilitati. Non cito tutti i nomi perché magari corro il rischio di fare qualche gaff. Sentiamoci tutti partecipi e salutati cortesemente, grazie. Il tema è il tema del PNRR, sul quale si discute, sul quale sono state riposte molte azioni delle pubbliche amministrazioni e non solo, anche del mondo imprenditoriale privato e conseguentemente tutti i portatori di interesse che ruotano attorno a queste importanti somme di denaro che nella previsione, per quel che concerne ad esempio le province, prevalentemente daranno un futuro al patrimonio scolastico, ad esempio. Anche cito questo perché è quello più significativo che stiamo vivendo come province. Al tempo stesso però, vista l'evoluzione del contesto generale, ci sono delle preoccupazioni che vogliamo condividere con voi, discuterne con voi ed eventualmente, se siamo in grado poi alla fine di produrre un documento condiviso da inoltrare a coloro che poi hanno la possibilità di incidere su eventuali riflessioni che nascano da questa assemblea, sarebbe cosa, credo, opportuna. Ringrazio altresì anche i consiglieri provinciali delegati all'Assemblea UP Veneto, qui alle mie spalle, che vedo il consigliere Borsato, la consigliera Spinnato, la consigliera Tocchetto, e non so se me ne scappano altri. Bene, il contesto. Parliamo un po' del contesto generale del PNRR oggi, con le sue criticità. L'aspetto dei forti rincari dell'energia e dei costi di alcune materie prime stanno mettendo fortemente a rischio quel che oggi si usa dire, cioè calare a terra queste risorse. Partendo dal fatto che i limiti del PNRR sono molto stringenti. Alcuni bandi intercettati, parlo di edilizia scolastica e consentitemi di utilizzare questo esempio, lo utilizzerò spesso perché è quello che più, ripeto, preoccupa il sistema province, sono bandi molto stringenti e hanno finanziato progetti posti in essere prima del 2021. Bandi del 2020, progettualità del 2020, progettualità del 2021 e la scelta di ricomprendere nel PNRR questi bandi non ha previsto la possibilità di adeguare quei progetti e i relativi quadri economici. Si corre il rischio, se la situazione permane questa, di gare deserte. Si corre il rischio di gare assegnate, già appaltate, i cui contratti non sono ancora stati sottoscritti dalle aziende vincitrici, che non vengano sottoscritti dalle aziende vincitrici, che le aziende preferiscano magari pagare una penale e non intraprendere il percorso della realizzazione di un'opera con un quadro economico non più realistico e che conseguente non dà marginalità all'azienda, e credo non ci sia azienda al mondo che si avventura a fare lavori che non lasci loro la marginalità che è giusto abbiano, insomma, anche perché è necessario guadagnare perché il sistema giri. Non c'è possibilità per gli enti locali, per i comuni e per le province, per la regione, di andare a compensare questi ricari, queste maggiori spese dovuti a quanto detto prima con risorse proprie.
Io cito sempre l'esempio della provincia di Treviso, 100 milioni di edilizia scolastica intercettati nel corso di questi anni, un rincaro prudenziale oggi, un aumento dei costi credo sia sotto gli occhi di tutti, che si può stimare prudenzialmente nel 25-30%, significa dover recuperare 25-30 milioni. Non sono alla portata dell'ente provincia di Treviso e proporzionalmente nemmeno agli altri enti locali, alle altre province, piuttosto che ai comuni. E cito ai comuni, siamo in attesa anche dell'arrivo del presidente di ANSI Veneto Mario Ponte, che sta arrivando, comuni che più o meno sono nella stessa situazione, con l'efficientamento energetico piuttosto che l'adeguamento sismico delle scuole, affrontano un problema simile, e ne abbiamo dei cantieri in corso che ci vengono segnalati che stanno patendo il problema. A questo si somma il costo dell'energia, il rincaro del costo dell'energia, il gas, la luce delle scuole, degli edifici pubblici, stanno rendendo impossibile il loro sostentamento per i bilanci della pubblica amministrazione. Sono stati finanziati, alcuni interventi sono stati messi in pista a livello governativo, ma del tutto insufficienti. Adesso io a memoria mi sembra ci sia un articolo, l'articolo 27, dove hanno stanziato 250 milioni per comuni e per province, 200 milioni ai comuni, 50 milioni ai province e città metropolitane. Se facciamo un semplice conto della serva, 200 milioni diviso gli 8.000 comuni italiani danno 25.000 euro a comune per compensare i maggiori costi dell'energia elettrica, ma un comune come Castelfranco Veneto spenderà circa 800.000 euro di più per il riscaldamento e per la pubblica illuminazione. Quindi sono palesemente insufficienti. E bisogna lavorare tutti assieme. Volevo condividere con voi queste preoccupazioni, se sono proprie anche a voi, e condividere eventualmente alcuni percorsi, alcune proposte da inoltrare a chi il PNRR oggi lo governa. Ci sono alcune proposte, alcune a me piacciono poco anche in termini di ratio. Mi riferisco ad una dove hanno stanziato 320 milioni per anticipare il 50% il costo delle opere. A mio modo di vedere, anticipare soldi oppure ratealizzare bollette insostenibili dalle famiglie non è un percorso opportuno, perché andare a procrastinare il problema. Dare liquidità alle aziende per portare avanti alcune opere dove palesemente i fondi stanziati non sono sufficienti alla loro realizzazione in virtù degli aumenti, non facciamo un bene. Sì, è vero che il sistema e le aziende hanno bisogno di liquidità, ma hanno bisogno di liquidità per poter portare a termine quei lavori che danno una marginalità. Aziende significa lavoratori, significa famiglie, significano cassa integrazione nel momento in cui l'impresa, piuttosto che realizzare un'opera, preferisce non farla e mandare in cassa integrazione i propri dipendenti. Noi alcune proposte, per esempio, a mio modo di vedere, potrebbero andare nella direzione di dire che alcuni fondi del PNRR non ancora stanziati vadano a finanziare quei progetti che già godono di risorse per la loro realizzazione, che siano essi di edilizia scolastica piuttosto che di rigenerazione urbana, temi che insomma ormai conosciamo. E questo perché? Perché uno dei limiti, per esempio, del PNRR sull'edilizia scolastica è che se io intercetto 9 milioni per fare il Città della Vittoria Vittorio Veneto e altri 9 per fare il Levi di Montebelluna e altri 7 per fare l'Artistico a Treviso, in totale 25 milioni,
non è che posso decidere di fare Città, Città della Vittoria, Vittorio Veneto e il Levi a Montebelluna a scapito dell'Istituto di Treviso o viceversa, perché i soldi assegnati alle province mi dicono 9 milioni li metti a Vittorio Veneto, 9 a Montebelluna e 7 a Treviso. Non posso decidere di prendere i 7 di Treviso e finanziare Montebelluna e Vittorio Veneto, giusto per declinare un esempio puramente casuale, che poi non venga fuori che abbia deciso di non fare questo piuttosto che l'altro. Però credo che sia significativo, semplice e che calzi l'esempio. Non abbiamo questa marginalità. Così come non abbiamo la marginalità prevista dall'ordinamento per altre opere di poter utilizzare in questo caso i ribassi d'asta. I ribassi d'asta per l'edilizia scolastica che finanziati da PNRR tornano indietro, tornano nel fondo. Un'altra manovra sulla quale si potrebbe ragionare è quella di una revisione delle aliquote IVA. È già stato fatto, lo si sta facendo per quel che concerne i carburanti. L'extragettito che deriva dall'aumento del costo dei derivati del petrolio ha creato la marginalità per poter oggi dire che c'è uno sconto di 25 centesimi sulle accise. L'extragettito che deriva dall'IVA che va allo Stato per la realizzazione delle opere di PNRR potrebbe essere in qualche modo tenuto in considerazione ed applicare delle aliquote IVA agevolate, e probabilmente se anziché pagare il 22 pagassimo il 4, avremo già il 18% di fondi a disposizione per fronteggiare questo aumento di crisi. Prima ho fatto l'esempio anche di alcuni fondi non assegnati, ancora in corso di emanazione di bandi. Probabilmente riflettere prima di avviare ancora ulteriore economia che poi pagherebbe il dazio di un contesto antecedente la previsione del PNRR, dirottarli senza falsarne gli obiettivi del PNRR, ma rendere concreto la possibilità di centrare quelli che sono già stati finanziati dai fondi che abbiamo intercettati, che sono stati messi a disposizione. Stessa cosa vale per gli appalti di servizi. Qui cito ad esempio il trasporto pubblico scolastico. Gli appalti in corso sono a rischio in quanto l'aumento del costo del gasolio su tutto sta facendo saltare quelle previsioni che erano alla base dell'appalto di 2 o 3 anni fa. E non vi è la marginalità di poter incidere se non viene in qualche modo messo a disposizione qualche risorsa. Quindi io ho sintetizzato al massimo un po' i concetti che volevo condividere con voi in questa discussione. Aggiungo, e mi spiace appunto che non ci siano parlamentari europei presenti, ma faremo pervenire le nostre riflessioni, che qualcosa in Europa non sta funzionando. È palese. Se l'inflazione oggi galoppa al 5,7% e sta salendo, significa che le variabili del contesto geopolitico che stiamo vivendo non sono state tenute in considerazione, oppure non sono state tenute in considerazione armi, passatemi in termine, strumenti, chiamiamoli così, da parte dell'Europa per fronteggiare questa che era alla base dello stare insieme all'Europa, e cioè che non vi fosse inflazione, che ci fosse una stabilità. Oggi non è così. Vengono in mente le politiche europee che hanno visto nel passato arance piuttosto che pomodori schiacciati dalle nostre parti, perché conveniva più distruggerli che produrli. Qualcosa non sta funzionando quando si parla di riattivare centrali a carbone, e per attivare le centrali a carbone serve l'ammoniaca per abbattere i fumi ai camini, e l'ammoniaca a Ferrara non la possono produrre perché costa di più produrla che comprarla dall'est Europa.
Quindi alcune riflessioni, a mio modo di vedere, a livello europeo dovremmo porcele, perché il sistema, vediamo che oggi sta pagando un dazio importantissimo, di cui non si intravede una stabilizzazione. Da amministratore locale ricordo i tempi dell'austerity che imponevano agli enti locali il patto di stabilità, altri momenti difficili per il sistema paese nostro. Non so, io non ho soluzioni, però credo che possiamo constatare tutti che qualcosa che non funziona c'è. Volevo chiuderla questa riflessione sul sistema Europa, sull'Europa nostra, perché da lì parte tutto. Poi decliniamo a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale scelte che oggi insomma diventano difficili da governare. E quindi con la speranza che il PNRR, che ho sempre definito un'opportunità dettata dal Covid è stata un'esperienza che ha accomunato non solo l'Italia o l'Europa, ma il mondo tutto, ed ha trovato una soluzione. Il PNRR poteva essere un'opportunità che accomunava tutti in interessi paralleli. L'altra crisi geopolitica che vede la dipendenza energetica del nostro sistema, piuttosto che altre considerazioni, forse non vede interessi paralleli a livello europeo, ma a mio modo di vedere bisognerebbe far sì che si trovino interessi paralleli anche in questo caso, perché l'opportunità non può tramutarsi in un boomerang. Bene, penso di aver riassunto abbastanza sinteticamente i punti più salienti. Adesso io passerei la parola ai miei colleghi presidenti di provincia, partendo da Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, per le sue considerazioni e integrazioni. Poi gradirei che ci confrontassimo. Come ho detto all'inizio, io ho legato un documento qui che sarebbe auspicabile magari condividere, ma se qualcuno vuol prendersi del tempo per integrarlo, rifletterci, prendiamocelo, magari non prendiamoci tempi troppo lunghi, diamoci una scadenza ed eventualmente fateci pervenire eventuali integrazioni o vostre riflessioni, e sarebbe una bella mossa di squadra se riuscissimo a far quadrato su un documento, su un tema che, ribadisco, penso interessi un po' tutti. Prego Roberto, a te la parola. Grazie Stefano, buongiorno. Penso che questa sia un'opportunità che UP Veneto un po' dà di confronto per cercare di aiutarci in questo momento estremamente delicato e difficile per il futuro dei nostri territori, dei nostri enti e penso anche delle nostre imprese, perché un ragionamento, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, che ovviamente condivido e che ovviamente su cui non ritorno, dobbiamo secondo me fare anche dei ragionamenti e qui c'è un trafiletto, difficoltà a reperire manodopera. Io penso, o almeno questo lo sto un po' percependo in provincia di Belluno, la difficoltà appunto anche delle imprese di avere operai dipendenti in grado di poter svolgere determinati lavori specializzati, ma anche più semplici delle nostre imprese edili. Quindi questo è un altro tema che secondo me merita un approfondimento e un confronto tra il mondo della scuola, secondo me, il mondo delle imprese e il mondo sindacale, perché dobbiamo riuscire a far fronte a questo, altrimenti saremo costretti a chiedere veramente aiuto a persone da fuori che vengano ad aiutarci ed assumere questi ruoli che sono ruoli che hanno un forte impegno sicuramente fisico, ma che sono indispensabili per poter portare avanti determinati lavori. Questa è una piccola considerazione che si inserisce, ripeto, in un contesto molto più ampio che vede la nostra estrema preoccupazione perché la programmazione è fitta, ora le risorse verranno messe a terra, come diceva Stefano, in maniera importante perché alcuni bandi si sono chiusi, altri se ne aprono e devo dire che la programmazione diciamo si chiuderà entro quest'anno, al massimo i primi mesi del 2023 e noi abbiamo una scadenza che è quella del giugno 2026 di completare queste opere e nelle condizioni in cui ci troviamo adesso sicuramente non saremo in grado di far fronte a questo. Sul discorso del caro energia mi auguro che il governo possa
stanziare delle risorse aggiuntive a quei 50 milioni che sono stati messi per le province e le città metropolitane. Con Carlo si parlava prima, la sola provincia di Treviso ha 3 milioni in più di spese energetiche. Voi capite che per far fronte a queste spese nei nostri edifici scolastici il problema è che è una spesa corrente, quindi noi non riusciremo sicuramente a far fronte, abbiamo bisogno di un intervento importante da parte del governo, ma questo sicuramente non è il tavolo dove affrontare questa tematica, però è giusto che anche il mondo delle categorie e sindacali siano al corrente di queste difficoltà che noi abbiamo adesso e che soprattutto andremo ad avere in prospettiva anche piuttosto breve. Quindi io sono perfettamente in linea nel sottoscrivere questo documento che rappresenta secondo me un grande gesto di unità e di unione da parte della nostra regione su un tema che, ripeto, è di scottante attualità e che, lo ripeto, desta profonda preoccupazione. Grazie. Grazie a te Roberto. Parola al vicepresidente della provincia di Rovigo, il consigliere Azzalin Graziano, prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Concordo ovviamente sull'introduzione che ha enucleato sostanzialmente i punti sui quali abbiamo a che fare e che ci mettono a dura prova. È evidente, insomma, il monito finale, cioè quello che dà un'opportunità, il rischio del boomerang è reale, insomma, e quindi credo che da questo punto di vista, se da un lato siamo obbligati e c'è questa tempistica e questa, diciamo, scadenza improcrastinabile, è evidente che l'adeguamento rispetto a quello che è, quantomeno oltre un certo limite, l'adeguamento ai costi e quant'altro, deve essere una misura che va introdotta, perché non si può corrispondere a una scadenza se non si è messo in condizioni di farlo, quantomeno questo. Poi credo che su questa cosa noi, oltre ad adempiere, diciamo, alla realizzazione delle opere, agli interventi, ci è richiesto e dobbiamo corrispondere anche a un'esigenza in più, soprattutto parlo quantomeno per territori come quello del Polesine, laddove un coordinamento tra gli enti locali lo può e lo deve e lo dovrà esercitare la provincia, perché c'è il rischio, come sappiamo, che in determinati bandi non vengano sfruttati proprio per, diciamo, siccome i comuni sono piccoli, o si riesce a fare un discorso che va oltre il singolo comune, se no, voglio dire, questo lo deve fare la provincia. Quindi da questo punto di vista concordo sul documento, credo che le linee siano già state tracciate, ma su questo ci deve essere una certezza, non deve essere la solita contrapposizione istituzionale, perché poi il rischio reale di non corrispondere ai tempi fissati è quantomeno evidente. Grazie. Grazie. Vicepresidente della provincia di Padova, Daniele Cannella, prego. Grazie, io porto il saluto del Presidente Fabio Bui e volevo veramente ringraziare per questa opportunità di ritrovarci oggi come province venete assieme ai politici, ai parlamentari e alle categorie della nostra regione in questo momento difficile, come diceva prima il Presidente Marcon, che ringrazio. Le province sono chiamate a esercitare questo ruolo importante in questo momento in cui va un po' ridisegnata la storia e il futuro dei nostri territori e dei servizi che portiamo, insomma, e che diamo alla gente. Quindi in un grido d'allarme che speriamo, insomma, venga colto, perché già l'aspetto che è quello che ci troviamo a dover affrontare, questa grande sfida di far planare sui territori le risorse del PNRR con situazioni negli uffici di risorse umane precarie che condividiamo dalle province a tutti i comuni, veramente grandi difficoltà, in particolar modo su quelli che sono i settori tecnici. In più adesso, insomma, questa situazione di emergenza che si mette veramente a scompaginare in maniera importante quella che era la pianificazione che tutti i nostri enti avevano adoperato e messo in campo appunto per sfruttare questa opportunità. E quindi come provincia di Padova non possiamo appunto che condividere e ringraziare il Presidente Marcon per questa opportunità, perché credo sia veramente importante fare squadra e lanciare tutti assieme questo monito d'allarme, perché abbiamo il dovere di riscrivere il futuro dei nostri territori, ma è importante essere messi in condizioni di farlo e quindi qua vanno sicuramente prese delle contromisure urgenti e deve essere fatto in maniera, insomma, abbastanza veloce, perché appunto ci sono veramente delle situazioni che vanno affrontate e vanno messi gli enti, le province e a loro volta condivido con il vicepresidente della provincia di Rovigo anche i comuni in condizione di poter poi usare queste risorse e non trovarsi
come diceva il Presidente Marcon, a trasformare questa opportunità in un boomerang. Grazie e buona giornata. Grazie a te Daniele. Per la provincia di Verona, la capo di gabinetto Fioretta Angela, prego. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Porto innanzitutto i saluti da parte del nostro Presidente Manuel Scalzotto, che per un piccolo intervento purtroppo non è potuto venire con noi. Sicuramente anche da parte della provincia di Verona si accoglie a braccia aperte questa bellissima opportunità importante che ci viene data di poter aprire un tavolo tra amministratori e ovviamente operatori del settore per individuare nei tempi più stretti possibili delle soluzioni che possano effettivamente permetterci di mettere a frutto l'opportunità del PNRR. Quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità a questa importante collaborazione e nulla di più. Grazie. Grazie. Per la provincia di Vicenza, la vicepresidente Maria Cristina Franco. Prego Maria Cristina. Grazie Presidente, grazie Stefano, soprattutto per avere avuto l'idea di questo momento importante di confronto anche con tutte le persone che sono qui. Io non aggiungo niente altro perché è già stato detto moltissimo. Faccio presente che qui ci troviamo a casa della provincia di UPI Veneto, queste province che sono state messe in forte difficoltà ma che nonostante tutto in questi anni hanno lavorato con tenacia, con determinazione per assolvere a quelle che erano le funzioni fondamentali e non solo, che erano rimaste con poco personale, tutto quello che è già stato detto. Ancora una volta è dalle province piene di responsabilità e di visione per la rappresentanza che hanno del loro intero territorio che parte questo grido d'allarme, perché non siamo messi nelle condizioni di poter, già era difficile attuare tutto quello che col PNRR c'era la possibilità di fare proprio per il personale, per la capacità di progettazione, per come siamo messi all'interno dei nostri uffici. E adesso questa batosta ulteriore. Al problema scuole che io seguo ormai da quasi 8 anni, sono dal 2014 in provincia di Vicenza, eletta nella provincia di Vicenza, si aggiunge anche un altro problema che è quello degli affitti e siamo fuori dall'emergenza. Sono stati stipulati numerosi contratti per venire incontro alle necessità delle scuole superiori di aumentare gli spazi per rispondere all'emergenza Covid. Ora i dirigenti scolastici stanno tutti chiedendo a gran voce, con forza, che questi contratti vengano mantenuti in essere, ma non avremo più ristori dal governo. Quindi sulle province, al di là appunto della spesa energetica che anche per la provincia di Vicenza è aumentata moltissimo, c'è anche questo aspetto importante. A fronte di questo, le progettazioni per quanto riguarda la mia provincia rispecchia quanto il Presidente Marcon ha già detto, quindi siamo nella stessa situazione di aver fatto una progettualità importante che va a dare risposte anche a problemi di sicurezza, perché i nostri istituti superiori non sono solo aule, ma per rispondere poi al mercato del lavoro oppure a professionalità importanti che proseguiranno la formazione all'università devono essere muniti di laboratori importanti e questi sono un punto debole nel sistema scolastico delle scuole superiori. Per fare dei laboratori a norma e nuovi la spesa è veramente notevole, perché poi ci sono forniture di là di Confindustria, di Confartigianato, che sono associazioni fantastiche poi per essere accanto ai bisogni delle scuole. Io mi sento di ringraziare qui ufficialmente, però abbiamo veramente una situazione che non ci permette neanche di cercare di sfruttare queste opportunità preziosissime del PNRR. Per cui siamo qui insieme, ringrazio di questo momento per mandare un importante segnale al governo. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie a te. Abbiamo anche un rappresentante della città metropolitana di Venezia, se vuole intervenire. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità che ci è stata data di intervenire oggi, anche perché per noi è importantissimo questo tema, far squadra. Ricordo appunto anche la città metropolitana è messa come le province, anche se ha una diversa disciplina per quanto riguarda l'ente locale, però siamo in seria difficoltà proprio perché le nostre imposte, quello che noi percepiamo dai cittadini,
sono uguali a quelle delle province, quindi imposta provinciale di trascrizione, imposta RC auto, che ricordo a tutti stanno subendo una drastica riduzione in questi primi mesi. Quindi oltre all'energia si somma anche questa flessione delle entrate tributarie. Quindi condividiamo assolutamente il documento che è stato predisposto oggi e porto anche i saluti del sindaco Brugnaro, che oggi purtroppo non è potuto venire per un piccolo intervento, e quindi comunque porto i saluti del sindaco. Grazie. Grazie. A chiudere gli interventi degli enti locali, io passerei la parola alla Regione, all'assessore Canel. Prego, Federico. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie al Presidente anche Marcon per aver convocato questa riunione. Come sapete la Regione Veneto nell'ultimo periodo, anzi negli ultimi 2 anni, già ha lavorato sul PNRR presentando all'inizio 155 schede con 25 miliardi di interventi. Poi a fronte di questa richiesta, ovviamente che riguardava un po' tutto ciò che dal territorio nasceva, si è arrivati assieme al tavolo di partenariato a ridurre questa richiesta a 16 schede e 8 miliardi di intervento. Ovviamente il tutto è stato condiviso con un tavolo di partenariato permanente assieme alle categorie economiche ed è vero che ad oggi in base alle mutate esigenze, insomma ciò che stiamo vedendo in questi giorni ci dicono che molte delle cose che probabilmente sono state previste per effetto sia della crisi, della speculazione prima e della guerra in Ucraina poi ci portano e hanno portato il Presidente Zaia a chiedere anche ovviamente delle modifiche, perché di fronte a ciò che stanno vivendo e le famiglie italiane e le imprese italiane e quindi anche venete ci portano a fare delle nuove riflessioni. Quindi noi ciò che stiamo chiedendo al governo è questo, rivedere a fronte delle nuove esigenze la possibilità di rivedere questo piano, quindi ottima l'iniziativa oggi e anzi diamo ovviamente la disponibilità, noi come ente ci siamo già concordati con UPI, ANCI e tutte le categorie, però secondo me nel tavolo permanente tutti devono far parte di questo strumento perché è necessario appunto rivedere un po' queste politiche sulla base di ciò che sta succedendo. Noi stiamo puntando molto sul tema ovviamente delle energie alternative, quindi anche sul tema dell'utilizzo dell'idrogeno. Su questo abbiamo chiesto anche delle modifiche, così come anche su tutta quella che è la filiera produttiva che deve essere ovviamente supportata in questo momento. Poi vi devo dire che questo in generale, poi vi devo dire che da assessore al turismo, ma in particolare all'agricoltura, oggi come oggi vedo questo settore che è in particolare quello dell'agricoltura in forte difficoltà, anzi in drammatica difficoltà, perché ci troviamo in una situazione dove, come ha già detto anche il Presidente, la mancanza di materie prime non riguarda soltanto, che ne so, il settore edile, quindi collegato a tutte le opere sia private che pubbliche, con l'aumento dei costi, ma addirittura la difficoltà di reperire sia manodopera che materie prime, ma sotto l'aspetto agricolo la cosa ci mette in forte difficoltà perché significa approvvigionamento di cibo, quindi per le famiglie in primis, ma poi anche nel settore agricolo mancano completamente i fertilizzanti, mancano i mangimi, in particolare il settore della zootecnia che è molto importante per la regione Veneto e in particolare per l'area padana italiana ci mette in difficoltà perché io ho avuto modo di incontrare parecchi allevatori e qui si stanno completamente chiudendo stalle e guardate che questa non è una cosa di poco conto perché significa al di là di imprese che chiudono i battenti e che difficilmente poi riusciranno a ripartire, significa non solo la mancanza del latte a scaffale, ma significa anche mettere in ginocchio completamente tutti i prodotti tipici del nostro territorio. E quando poi la ripartenza ci sarà, perché tutti ci auguriamo che anche questa guerra finisca velocemente, poi noi ci troveremo a dover subire importazioni, per esempio, di latte dall'estero, latte straniero che pagheremo di più e con il quale non potremo fare neanche le produzioni tipiche locali.
Quindi la situazione è importante ed è ovvio che il PNRR, così come anche tutte le politiche comunitarie, secondo me, noi abbiamo fatto una riunione anche tra le varie regioni, io coordino la Commissione Politica Agricola Nazionale, abbiamo approvato un documento portato in conferenza delle regioni, che tra l'altro si è sposato con un altro documento fatto dal settore, diciamo, economico, e l'abbiamo presentato al governo perché abbiamo la necessità di un intervento immediato a sostegno delle aziende che devono essere aiutate non con misure, diciamo, ordinarie che siamo abituati a utilizzare. Penso alla PAC agricola, oggi come oggi non la puoi applicare così. Oggi noi dobbiamo salvare le aziende. Oggi dobbiamo dare liquidità alle aziende perché non chiudono i battenti, che poi siano agricole, commerciali, artigianali o quant'altro. Tutte le aziende in questo momento che sono in difficoltà vanno salvate, anche perché ben che vada scaricano il prezzo sull'utente finale e quindi vanno in difficoltà le famiglie, ma in questo momento non riescono a fare nemmeno questo. Quindi ciò che abbiamo di fronte è una situazione veramente drammatica, ed è ovvio che di fronte a questo, di fronte a un PNRR che è già stato mangiato dall'aumento dei conti energetici, perché questo è un dato di fatto, cioè tutto ciò che noi stiamo parlando della complessità del PNRR con l'aumento dei costi energetici è già mangiato, serve soltanto a quello. Quindi è ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo ci vogliono delle misure di emergenza. Questo è quello che ci attendiamo dal governo e anche dall'Europa, che in parte qualche risposta è stata data, in parte no. Quindi penso che un documento di questo tipo debba essere fortemente portato avanti a livello locale da tutti noi in Veneto, ma anche dalle altre parti d'Italia, perché penso che la situazione sia comune. Forse oggi noi la paghiamo magari più di altri proprio per il tessuto economico-sociale che abbiamo qui da noi, ma è un problema ovviamente generalizzato. Quindi io ribadisco tutta la nostra disponibilità a rivedere il nostro piano, perché le schede che vi dicevo prima erano secondo me molto valide, importanti, concertate col territorio, però alla luce di ciò che vi sto dicendo adesso, in parte anche superate per le esigenze che stiamo vivendo. Quindi un confronto totale e costante con le categorie va fatto per ricostruire e riproporre un piano che preveda queste nuove emergenze. Grazie. Grazie Assessore. C'è raggiunto anche il Presidente di ANCI Veneto, il Sindaco Mario Conte, che saluto e ringrazio. E non so, passerei la parola a voi. Prego Mauro Visentin, rompe il ghiaccio. Prego Mauro. Sì, grazie Presidente per l'invito. Noi cogliamo favorevolmente, come dire, la proposta di poter partecipare a implementare e comunque a dare un contributo nel documento che ci è stato presentato questa mattina. Perché i temi legati al PNRR messi a terra, come si dice, è un bruttissimo modo di dire, però si dice così purtroppo, alla fine sono come dire, risorse, fondi che possono essere impegnati e possono dare un risultato positivo per il territorio e per i cittadini, o possono essere un fardello da portarci avanti per i prossimi decenni. Ovviamente nel documento il nostro punto di vista dovrà ovviamente non dico limitarsi, però focalizzarsi su alcune questioni, soprattutto sulla filiera degli appalti e dei subappalti, sul mantenimento dei livelli occupazionali e ovviamente anche sulla tenuta dei contratti e delle, come dire, e delle norme, soprattutto legate alla sicurezza, perché dopo alla fine non vorremmo che si facessero tanti ragionamenti e alla fine l'ultimo anello, quello debole della catena, che è il lavoratore, paga il conto un po' per tutti, perché dopo il rischio è quello di non trovare la professionalità e di non trovare la disponibilità delle maestranze. Per cui io
anche a nome della CGIL del Veneto, che mi ha chiesto di rappresentarla oggi all'incontro, chiedo appunto la possibilità di poter analizzare in maniera un po' più approfondita il testo per poter dare un contributo, mi auguro, come dire, positivo e fattivo, come è nelle nostre intenzioni. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola ad altri interventi, do la parola al Presidente Conte per i comuni del Veneto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito e grazie per questa iniziativa che è sacrosanta, perché se di PNRR abbiamo parlato fino ad oggi, ne abbiamo parlato come un'opportunità per i nostri territori, però giorno dopo giorno ci rendiamo conto che le regole che sono imposte e le condizioni del momento particolarmente complicato rischiano di diventare più un ostacolo, rischia questo PNRR di diventare più un ostacolo che un'opportunità. Parlo chiaramente, i comuni stanno vedendo in questa fase dove i cantieri non sono PNRR, stanno saltando di fatto tutte le sottoscrizioni dei contratti. È capitato anche in Comune di Treviso che siamo riusciti a convincere sulla fiducia e sui rapporti umani un'impresa a firmare il contratto, però quando ti dicono che il ferro è aumentato del 38%, il calcestruzzo più 15 euro metro cubo, è impossibile di fatto sottoscrivere un contratto di lavori pubblici che è stato assegnato nei mesi scorsi e il contratto è in firma adesso. Se questa situazione dovesse ripetersi in occasione degli appalti del PNRR, il problema diventa una catastrofe, perché significa allungare i tempi che sono già strettissimi, perché la verità è che se tutto va bene riusciamo a rendicontare entro il 2026. Banalmente, parlo della rigenerazione urbana, si parla di opere per 20 milioni di euro che vanno progettate, appaltate, realizzate, collaudate e rendicontate entro il 2026. Quindi se tutto va bene e corriamo come matti, riusciamo a farcela. Se c'è un inghippo, e francamente chi lavora negli enti pubblici, soprattutto nel settore dei lavori pubblici, gli intoppi sono all'ordine del giorno, dalle aziende che magari hanno delle difficoltà banalmente alle condizioni meteorologiche, problemi burocratici. Non voglio citare interdittive antimafia, che purtroppo anche quelle sono all'ordine del giorno. Il problema diventa triplo, perché vuol dire, oltre a fermare il cantiere, significa iniziare un cantiere, fermarlo, perdere il finanziamento e molto probabilmente quel cantiere là non riusciremo nemmeno più a riprenderlo, perché poi per completare quel lavoro tu dovresti completarlo con finanze proprie, e stiamo parlando di, nel caso del Comune di Treviso, nel caso solo della rigenerazione urbana, di 20 milioni di euro, quindi voglio dire cifre assolutamente insostenibili con i bilanci comunali. Quindi io, se posso aggiungere una proposta soprattutto legata al PNRR, per noi è fondamentale che ci sia anche un albo fornitori garantito, nel senso che se noi procediamo col codice degli appalti attuale e affrontiamo il PNRR, siamo destinati a perdere questa opportunità. Se ci fosse un albo fornitori garantito, quindi con aziende, con un numero importante di aziende, proprio per garantire la rotazione e anche garantire la regolarità degli appalti, però con aziende che hanno già avuto esperienze con l'ente o con gli enti del territorio, secondo me questo potrebbe essere già un primo passo di garanzia che quantomeno ci si affida a delle persone affidabili. E poi bisogna anche poter agire nei quadri economici delle gare d'appalto, perché oggi noi abbiamo il margine del ribasso d'asta. Se con quello noi possiamo andare incontro a quelle che sono le esigenze e l'aumento dei costi per le aziende, se no il rischio concreto è che ci piantano ancora prima di firmare il contratto, e quindi uno slittamento dei tempi e tutto quello che ne consegue. Quindi io ringrazio ovviamente UPI per aver aperto questa riflessione. È un tema molto ma molto delicato e non vi nascondo che siamo molto ma molto preoccupati, anche perché non vorrei che fra 5-6 anni i sindaci fossero rincorsi puntualmente dalla Corte dei Conti perché non sono riusciti a realizzare come previsto dalla normativa o rendicontare in modo corretto
questi fondi del PNRR. Ricordo che i problemi che ho detto oggi si stanno verificando anche con i fondi non PNRR, perché le gare d'appalto sono state fatte 6-7 mesi fa, la stipula del contratto è oggi con l'aumento dei costi oggi, e quindi i fornitori nostri ci dicono che la beneficenza non la vengono di certo a fare al Comune di Treviso. Grazie Mario per aver confermato quello che avevamo anticipato prima. Prego. Io, Presidente. Paola Carron, prego. Sì, buongiorno, sono Paola Carron, sono qui in veste di vicepresidente di Assindustria, ma anche presidente dell'associazione che rappresento, ANCE, quindi di costruttori. Mi sento abbastanza chiamata in causa. Allora, fino a quando abbiamo iniziato a parlare di questo piano nazionale, la mia principale preoccupazione erano i tempi, come ha detto bene il sindaco Conte, perché sappiamo benissimo quali sono i tempi di esecuzione di lavori pubblici. In realtà non ci aspettavamo questa che ha assunto dei toni molto pesanti, ecco. Io li vivo personalmente come impresa, ma anche le imprese che rappresento lo stanno vivendo. Ma faccio proprio un esempio, perché gli esempi pratici sono quelli che rendono di più. Per asfaltare 1 chilometro di strada comunale, quindi dimensioni normali, 1 anno e mezzo fa ci costava intorno ai 40.000 euro, adesso ci costa più di 60.000 euro. Ecco, quindi pensiamo a questa cosa traslata su progetti del Piano Nazionale, che sono progetti che riguardano molto il tema delle infrastrutture, come possiamo pensare che riescano a essere eseguiti? Quello che ha messo in campo il nostro governo è sicuramente insufficiente, innanzitutto perché ha emanato dei decreti che vanno a semestri e quindi non ha reintrodotto quello strumento che negli anni 90 purtroppo è stato tolto, che è quello della revisione dei prezzi, quindi uno strumento. E questa revisione, diciamo, temporanea che ha introdotto riguarda innanzitutto un paniere di voci insufficiente perché è molto ristretto e soprattutto perché ha preso come riferimento dei numeri che sono inadeguati. Perché? Perché ha preso delle medie di valori riferiti al sistema camerale e al sistema del magistrato, diciamo, chiamiamo provveditorato alle opere pubbliche, che non sono aggiornati. E quindi ha introdotto delle revisioni che non sono sufficienti per le imprese e soprattutto per le imprese che le hanno prodotte finanziariamente non lo so neanche quando verranno effettivamente distribuite alle imprese, per cui sappiamo già che noi siamo abituati a lavorare a sbalzo e in questo momento diventa veramente difficile poter... ANCE sta facendo a livello nazionale un'indagine sui lavori dei comuni di questo piano nazionale di resistenza e resilienza. Non è ancora terminato questo sondaggio, ma sappiamo che i numeri sono fortemente sbilanciati verso progetti che verranno appaltati e che negli ultimi 12 mesi non hanno subito nessun adeguamento di prezzi. Per cui questo va a confermare quello che è stato detto e ci troveremo o gare deserte o gare che non potranno essere terminate, eseguite come andrebbero fatte le opere, bene e nei tempi. Ecco, per cui vado solo a ribadire quello che è stato detto. Le imprese potrebbero iscriversi alle white list e quello è già un ottimo sistema per essere, diciamo, in qualche modo fare un passaggio presso le prefetture, perché il problema dell'antimafia è un problema che in qualche modo bisogna fare tutte le verifiche necessarie, ma ecco, le imprese potrebbero eventualmente avere questa opportunità per essere... Il problema della manodopera che ha detto prima il presidente di Belluno è un problema perché sono 10 anni, cioè il settore delle costruzioni è uscito da 10 anni di profonda crisi e ha perso tantissime persone che si sono rivolte a questo settore. Adesso che abbiamo iniziato a mettere la testa fuori è successo questo, ecco, per cui, ma come
diciamo, sistema enti paritetici, i costruttori ANCE con i sindacati lavorano molto su questo tema della formazione con le scuole edili, per cui si sta facendo molto. Il problema anche che comunque il problema demografico lo stiamo comunque vivendo. Ecco. Per cui grazie di questa opportunità. Il documento mi riservo di portarlo all'attenzione, ma comunque è un'ottima iniziativa. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Grazie anche per gli spunti di riflessione. Cinzia Bonan, prego. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio a nome della CISL del Veneto l'aver immediatamente, credo, posto il problema, perché appunto a distanza di qualche settimana abbiamo visto un aumento dei prezzi che, se non cambia immediatamente, ovviamente rischia di far saltare la stabilità non solo dell'esecuzione delle opere pubbliche, ma come sappiamo, insomma, mette in difficoltà tutto il sistema. E per quanto ci riguarda, sappiamo che appunto, oltre i costi del materiale, che rischiano appunto di non avere grandi margini di ricontrattazione, il rischio che si scarichi sul costo ovviamente del lavoro e della manodopera lo vediamo come sindacato ovviamente come un pericolo aperto, perché insomma già noto agli eventi che negli appalti, per rimanere dentro, insomma, dei costi molto bassi e per aggiudicarsi le gare, spesso appunto si va a scaricare sul costo del lavoro, tant'è vero che proprio in questo senso andava anche l'accordo sottoscritto in regione con l'assessore De Berti a dicembre dell'anno scorso, e dove appunto anche qua l'invito che faccio è quello di coinvolgere anche questo tavolo, che per alcuni versi appunto è fondamentale, che prenda atto dei nuovi problemi che stanno ovviamente scaricando sugli appalti un'ulteriore appunto problematicità. Da una parte quella di non insomma, i problemi che avete citato tutti li confermiamo, le aziende non possono permettersi di aggiudicarsi lavoro in perdita, però appunto evitiamo che questo in tempi complicati permetta invece ad aziende poco serie di approfittarne e di mettere in campo un pagherò in prospettiva che dopo andremo a pagare tutti collettivamente. Quindi io ritengo appunto che adesso il documento che per quanto ci riguarda anche noi come la CGIL, insomma, abbiamo mandato da parte del segretario generale di essere presenti, che non può esserlo per altri impegni, però da lui dovrà essere sottoscritto, per cui mi permetto appunto, prendendone atto adesso, e mi riservo di doverlo vedere almeno con i segretari generali, e poi per quanto riguarda la UIL è presente Toigo, al quale si ritiene appunto do la parola. La preoccupazione riguarda tutti gli ambiti, e qua condividiamo anche che il sistema del settore primario è un problema che abbiamo, e anche, come ricordo, visto che poi uno degli impegni ovviamente insomma delle province sono quelli del funzionamento delle scuole, che come sappiamo appunto erano attività di miglioramento delle condizioni scolastiche che aspettavamo da tempo, perché sapevamo quanto il Veneto negli anni fosse stato penalizzato ad avere le risorse necessarie all'ammodernamento delle strutture, oltre che per ovviamente avere anche dei ragazzi adeguatamente preparati, servono anche laboratori, e ovviamente ci siamo anche inventati l'apprendistato duale, ovviamente per essere con le imprese possibilitate insomma a fare laboratori work in progress, come si suol dire. Però dall'altro canto perdere questa opportunità è importantissimo, ma ricordo a tutti noi che in questi momenti è in discussione la missione 5, che riguarda il sistema sociosanitario del territorio. Anche questo ricordo che è fortemente soggettato ovviamente a gare d'appalto, e anche qua rischiamo che, se non va in porta anche questa
parte ovviamente del PNR, a livello sociale ovviamente delle ricadute comunque ci saranno, insomma, quindi visto che il livello di interlocuzione di questo tavolo è un livello che comunque intreccia ovviamente anche queste altre questioni, di far presente appunto che anche su questo, visto che si parla di strutture, ospedali di comunità, insomma nuovi centri, servizi della salute in maniera diversa, ovviamente anche questi necessitano di opere che avranno ovviamente le stesse problematiche, lo stesso impatto complicato e non possiamo permetterci che non vengano anche qua eseguite, perché sappiamo insomma quanto il piano sociosanitario regionale sull'ambito territoriale debba essere assolutamente, insomma, ma queste erano le intenzioni anche della regione, di avere questi interventi per dare risposte appunto coerenti con i bisogni. Vi ringrazio. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Sì, buongiorno a tutti. Iniziativa giusta, perché credo che noi siamo ormai dentro il problema. Mentre fino a qualche giorno fa pensavamo di entrarci, ormai ci siamo dentro, è una questione siamo usciti da un fenomeno pandemico rilevante, questa è un'iniziativa che noi come WIL apprezziamo molto. Anche in questo caso parlo a nome della Regione Veneto, della WIL Veneto, scusate. Ho letto i punti, questioni fondamentali, questioni prioritarie. Anche noi come CISL, come CGL, pensiamo che sia un documento prodotto, sia un documento importante e che debba avere la giusta valenza e la giusta importanza e pertanto anche noi abbiamo la necessità in questo momento di prendere visione bene del documento. Io l'ho letto, i punti presenti sono molto pesanti ed esprimono problematiche che necessariamente dovranno essere affrontate o comunque dovranno essere sottoposte a chi dovrà dare risposta anche a questa regione e anche alle singole province che in questo momento, come accadute, i comuni sono interessati. Noi ravvisiamo per quanto riguarda le problematiche attinenti al mondo del lavoro, in raccordo con quello che è stato detto dall'industria o comunque da tutti i settori produttivi, una enorme difficoltà che in questo momento deriva anche dall'approvvigionamento delle materie prime e che impatta inevitabilmente anche su chi lavora in queste aziende, lavoratrici e lavoratori che già hanno subito 2 anni di grosse difficoltà e che hanno contribuito a che questa regione comunque sia andata avanti e abbia cercato di uscire dal periodo pandemico. Adesso ci troviamo in una grossa difficoltà, è indubbio, è davanti a tutti quanti noi, e attivarci immediatamente con qualsiasi iniziativa, ripeto, con qualsiasi iniziativa si voglia mettere sul campo in un rapporto sinergico, perché si diceva da soli non si va da nessuna parte, insieme forse qualche risultato sicuramente potremo raggiungere. Quindi per quanto riguarda la WIL, massima disponibilità a qualsiasi ragionamento possa essere messo sul campo e anche a tutte le iniziative che spero che questa non sia l'ultima, perché non credo che sarà la soluzione definitiva a tutti i problemi che sono stati, magari fosse così, a tutti i problemi che abbiamo sul campo e i problemi che arriveranno anche, perché oggi ne vediamo una prima parte. Noi purtroppo pensiamo che da qua ai prossimi mesi entreremo in un'altra dimensione, in un'altra condizione che comunque peserà su tutti quanti noi. Quindi anche noi ci prenderemo un breve tempo necessario per coordinarci, per capire il documento e poi sicuramente daremo la risposta necessaria, ma ripeto, è un documento che ci interessa molto, lo vediamo oggi e ci piace. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il Presidente Bernardi di Confartigianato. Prego, Presidente. Grazie Presidente, ringrazio tutti voi, saluto e ringrazio anche le autorità presenti. Gli spunti che abbiamo sentito qui oggi sono assolutamente, come si può dire, importantissimi, determinanti, anche perché al di là di tutto io credo che questo PNRR alla fine porti un po' di bontà nel territorio nostro, credo che fra qualche anno sicuramente staremo molto meglio e questo ne vale anche per tutti noi cittadini. Però scusatemi, faccio un piccolo passo indietro. Pensiamo cosa vuol dire oggi il 110.
110 ci ha trovato tutti in difficoltà, tutte, io ho un'impresa edile, siamo in difficoltà perché al di là del fatto del costo delle materie prime che è un aumento, non si trovano neanche, il costo dell'energia oggi in un cantiere, noi paghiamo 500 euro al mese come energia elettrica per far girare la gru e non è più così oggi, quindi anche il fatto di quegli appalti che già avevamo tra privati, gli appalti che già avevamo ad oggi sicuramente le cose sono molto cambiate, quindi la difficoltà ce l'abbiamo già. Poi se pensiamo ai tempi, e questo non lo dico come critica ma lo dico come constatazione, oggi le amministrazioni pubbliche non sono digitalizzate, quindi il problema anche di recuperare documenti e tutto quello che ci va dietro è un problema che questo non possiamo neanche pretendere però che le amministrazioni assumono persone che capaci, non capaci, perché poi qui c'è tutta una serie anche di responsabilità e credo che voi sindaci questo lo sappiate. Ringrazio oggi questo momento perché ringrazio tutti perché credo che questo sia, passami Presidente Mari, uno dei primi che io partecipo in nome e per conto del Presidente Boschetto Fravo Veneto, però ritengo che questo sia determinante per le organizzazioni imprenditoriali come la nostra perché auspico che ci sia anche un momento più avanti di confronto su questo tema, anzi vorrei dire che ci fosse proprio un coordinamento fatto in maniera molto adeguata perché questi temi possiamo affrontarli credo assieme e affrontandoli assieme sicuramente le cose possono essere un po' migliori. Dico anche questo, un altro grosso problema che abbiamo trovato per esempio nel 110 sono le regole poco chiare, non stabili e auspico che queste regole che arriveranno per il PNRR siano almeno più stabili, siano almeno chiare dall'inizio e che rimangano, perché poi qui succede tutta una serie di cose che mettono in difficoltà le aziende, piccoli o grandi che sia, però in quella filiera sicuramente ci mettiamo in grande difficoltà. Poi la determinazione dei tempi, per noi imprese oggi, se tu non sai il tempo quando devi iniziare e non sai quando devi finire, è difficile. Già questo ci porta in difficoltà all'inizio, prima di dire, beh, devo proprio prendermi anche la penale, alla fine è meglio di no, quindi lascio. Quindi un grande momento di confronto fra le varie amministrazioni e le organizzazioni imprenditoriali, perché poi anche per noi rimane sempre la questione della manodopera. Non è una manodopera a noi che ci serve, credo a tutti, non serve una manodopera normale, passatemi il termine, serve una manodopera qualificata, anzi mi permetto di dire molto qualificata e su questo dobbiamo qualificarla anche in sicurezza, perché questo è un altro tema importante, perché poi se succede qualcosa, per esempio nel 110 succede comunque un imprevisto e quindi un infortunio, è chiaro che poi ci sono tutte le ispezioni e quindi anche questo porta poi a delle situazioni un po' particolari. Quindi per me, dico solo, va benissimo, credo che, ripeto, il senso di squadra in questo periodo sia determinante. Sulla questione del documento mi permetto di chiedere qualche giorno perché se siamo in grado di dare anche qualcosa in più, io non l'ho letto, però magari riusciamo a dare qualcosa in più, quindi credo che per fine settimana, prima della prossima, sicuramente daremo la risposta. Grazie. Grazie Presidente. Prego senatrice Fregoli. Grazie Presidente, io tenterò di dare alcune risposte. Innanzitutto ringrazio per l'invito a questo tavolo di confronto tutti i presidenti, vicepresidenti delle varie province e gli altri interlocutori presenti oggi da parte mia, da parte dell'onorevole Bisa e dell'onorevole Paolin. Poi magari alcune ci divideremo un pochino se non riusciamo ad essere sufficientemente chiari o comunque ci integreremo reciprocamente. Ecco. Innanzitutto noi iniziamo con il dire che già il Ministro Giorgetti ha anticipato la volontà di rivedere il PNRR alla luce dei nuovi eventi che si sono sviluppati successivamente alla pandemia. Quando è stato pensato, ovviamente non pensavamo, non immaginavamo che avremmo avuto una guerra alle porte e che spartisse anche tutto ciò che era legato poi all'inflazione, ai prezzi delle materie prime, al costo dell'energia.
È ovvio che questo contesto ci mette e ci pone nelle condizioni di dover ragionare e di dover rivedere quello che era stato pensato, e giustamente, come ricordava l'assessore Caner, questo passa attraverso la conferenza Stato-Regioni, che è il luogo preposto e precipuo ove il PNRR viene discusso, perché poi per quanto riguarda il Parlamento abbiamo un ruolo piuttosto marginale, perché tutta l'attività, tutti i punti strategici e la declinazione degli stessi avviene in un'interlocuzione diretta tra Stato e Regione. Però c'è, come dicevo prima, assolutamente la disponibilità e la volontà da parte del Ministro Giorgetti di ragionare necessariamente su una revisione di questi progetti. Siamo consapevoli del costo dell'aumento delle materie prime e dell'energia, tant'è che in più occasioni e in più tavoli si sono posti questi problemi e si è cercato di attenzionare, consapevoli che probabilmente quanto è stato fatto non è sufficiente, e siamo alla ricerca di nuove misure che possano andare incontro alle istanze che arrivano dai territori, sia come imprese sia anche come enti locali. E io ricordo che già da diversi mesi avevamo posto l'accento anche su tutto quello che era appunto il costo dell'energia per gli enti locali, e basti pensare all'illuminazione pubblica, che incide in modo significativo sui costi dei comuni, piuttosto che scuole, ospedali e quanto ne consegue. Prima si parlava anche, forse proprio lei Presidente ha accennato all'importanza delle politiche europee che poi si declinano a caduta sul territorio nazionale, sia a livello nazionale che poi locale, e questo ci fa capire anche quanto sia necessario che la voce del nostro Stato arrivi in modo puntuale anche nelle politiche poi del settore primario, perché il fatto di non essere arrivati a far valere le nostre posizioni per il passato, soprattutto in settori così importanti, fa sì che oggi, oltre all'ordinaria difficoltà che già vivevamo, si vadano a sommare delle difficoltà che portano, come ricordava prima sempre l'assessore Caner, a dei rischi importanti, quali la chiusura poi delle aziende e la conseguenza che poi si possono ripercuotere anche sulla produzione dei prodotti tipici. Quindi necessariamente la revisione degli accordi europei che hanno portato all'erogazione di una somma importante come quella di cui necessita di cui può usufruire l'Italia. Sempre sugli appalti, come Senato è stata approvata recentemente la delega per gli appalti, e quindi adesso dovranno intervenire quanto prima i decreti attuativi, perché ora la palla è passata al governo ed sta in capo a loro proprio il fatto di anche semplificare le procedure, di cercare di andare incontro alle istanze che arrivano dagli enti locali. Concordo pienamente con il Presidente Padrino sul fatto che sia necessaria una riflessione sulla formazione, poi per quanto riguarda i lavoratori. Anche qui io credo che serva una comunione di intenti per superare magari degli stereotipi o il fatto che determinati lavori non sono abbastanza valorizzati e invece siano, e ce lo dimostra in particolar modo anche il 110, di cui poi magari parlerà nel dettaglio la collega Bisa, il fatto che se ci manca la materia prima, ci mancano i ragazzi, ci manca la formazione per far sopravvivere tutto quel settore di piccole e medie imprese, oltre le grandi che magari però che necessitano comunque di ragazzi preparati, di ragazzi formati, sia sulle tecniche costruttive che proprio anche sulla formazione, su come si lavora in un cantiere. Quindi
bene questo tavolo dove ci si confronta in termini di collaborazione e di ricerca di risposte unitarie. Noi siamo a disposizione, sicuramente porteremo le istanze come abbiamo fatto anche per il passato a Roma. Io ricordavamo prima all'inizio, prima dell'incontro, che eravamo già venuti quando le province non avevano fondi e risorse, cioè che c'era quell'annoso problema. Qualcosina è stato fatto, ora siamo qui con lo stesso spirito costruttivo per cercare di raggiungere un obiettivo che non va a favore di una sola parte, ma di un'intera comunità. Grazie Presidente. Grazie a lei. Prego, onorevole Bisa. Grazie Presidente, un saluto a tutti i componenti di questa assemblea. Ovviamente concordo su quanto ha riferito la collega senatrice Fregolent in merito a tutti i punti e agli spunti insomma, che sono emersi da questo tavolo. Siccome è stato fatto un passaggio dal Presidente di Confartigianato sul 110, Presidente mi permetterà un attimo una digressione sul tema specifico, però credo che un appunto debba essere fatto anche perché la problematica è importante per quanto riguarda insomma, la Lega in Parlamento ha attenzionato la problematica che diceva appunto prima il Presidente, non da ultimo anche settimana scorsa in calce ad un decreto legge abbiamo chiesto al Governo tramite un ordine del giorno un impegno a prorogare quella scadenza che sappiamo tutti essere sulle spalle insomma, di molti imprenditori e anche di molti utenti, che è quella del 30 giugno per i famosi 30% dei lavori svolti sulle case unifamiliari. Nella consapevolezza che appunto con la problematica dell'aumento di questi costi, soprattutto di energia e materia prima, hanno posto in stand-by per un lungo periodo imprese da un lato che non sapevano cosa fare e utenti dall'altro che non sapevano sostanzialmente se portare avanti o meno le pratiche edilizie e tutte le pratiche insomma, conseguenti per l'ottenimento di cessione di credito o di sconti in fattura. E quindi non solo è stato appunto approvato questo ordine del giorno da parte del Governo e quindi un impegno a valutare appunto questa ulteriore proroga portandola a fine anno, ma c'è stata anche un'interrogazione nella competente commissione, che è Commissione Finanze, da parte di colleghi, e ovviamente noi siamo sempre interconnessi, quindi abbiamo appunto sempre informazioni in tempo reale, che ha confermato sempre settimana scorsa, dopo questo ordine del giorno, appunto l'impegno al governo, l'impegno da parte del governo in base a quelli che sono gli stanziamenti del bilancio ovviamente per l'anno 2022, appunto nella consapevolezza da parte del governo di tutte queste problematiche attenzionate da parte del Parlamento, di porre appunto questo ulteriore termine, quindi questa proroga del 30 giugno. Mi scuso se ho un attimino insomma divagato rispetto al tema, però visto che è stato posto il problema da parte insomma di un presidente che conosce bene la problematica, era giusto insomma dare anche un feedback da parte nostra in tal senso. Grazie Presidente. Fatto bene, onorevole, l'informazione che ci fa comodo. Prego, onorevole Paolin, prego. Grazie Presidente. Anch'io ringrazio per l'invito. Non ho molto da aggiungere, oggi sentiamo un grido di dolore. Le misure richieste sono tantissime. Ecco, l'unica riflessione che io mi sento di portare è anche magari rivedendo tutto il PNR, nel frattempo che lo rivediamo, le aziende e le famiglie saranno il dramma. Sicché io l'invito è riflettere se non è il caso di pensare a un'economia di guerra, perché noi non abbiamo soldati al fronte, però l'economia è in una situazione drammatica. Noi magari riusciremo a intervenire su dei punti magari specifici, ma sugli altri sarà un massacro. Questo mi sento, vi invito a riflettere se non è il caso di chiedere, e noi lo faremo, misure straordinarie, perché misure ordinarie credo non avranno nessun effetto. Grazie.
Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire la consigliera Tocchetto Maria, prego. Sì, buongiorno a tutti. Certamente questo incontro è molto importante. Ringrazio il Presidente Marcon. Devo anche dire che quello che si sente veramente fa venire proprio l'angoscia e quindi io mi faccio brevemente portavoce di alcuni sindaci che mi hanno scritto appunto visto che è anche presente il Presidente, nonché sindaco di Treviso Mario Conte, che conosce bene queste problematiche, ma per ricordare appunto a lui che se ne faccia portavoce che nei comuni, soprattutto nei comuni piccoli, mancano le risorse umane, sono scarse nei numeri da dedicare allo studio dei bandi, progetti e caricamenti nei portali, perché ovviamente tutta la progettualità è più facile magari per i grandi comuni, ma per i piccoli diventa abbastanza complicata. I sindaci appunto chiedono un aiuto nella formazione del personale sulla base della sensibilità dei singoli, ma non è sufficiente, come dire, per formare dei progettisti che possano costruire questi bandi, quindi chiedono appunto un aiuto, visto che ci sono 1000 esperti per il piano nazionale di risorse di resilienza e che dovrebbero essere anche utilizzati appunto come supporto alla progettazione. In più, la cosa che ovviamente chiedono di più, c'è una grande difficoltà per la molteplicità delle piattaforme nei vari che vengono utilizzate per la presentazione del bando e quindi queste che si riversano anche nella rendicontazione. Quindi questo aiuto che i sindaci e soprattutto dei piccoli comuni chiedono è proprio un aiuto da parte appunto anche del governo, che capisca che hanno bisogno di avere del personale preparato per poter partecipare con risultati positivi a questi bandi. Capisco che ovviamente questo intervento è un intervento di aiuto dei piccoli comuni, però in una situazione molto pesante, come diceva giustamente l'onorevole che mi ha preceduto, su una situazione di cui si dovrebbe parlare appunto di economia di guerra, sembrano quasi, come dire, delle richieste che non dovrebbero, come dire, essere così importanti, ma in realtà molti piccoli comuni comunque il loro lavoro lo stanno facendo e hanno bisogno veramente di un aiuto concreto per poter cercare di, come dire, partecipare a questi progetti. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire anche il consigliere Santini, prego. Sì, brevemente. Ho letto il documento e mi pare che sia molto importante, insomma, ci sono soluzioni, proposte sicuramente utili. Il problema, voglio solo fare una brevissima riflessione su questo, il problema è che naturalmente queste sono tutte misure di elasticità, cioè che servono a dare più elasticità nell'uso delle risorse esistenti. Tenendo conto di quello che sta capitando e probabilmente non siamo ancora nel momento peggiore di tensione, no? Perché sto fatto soprattutto del conflitto avrà effetti comunque sui costi delle materie prime, su tutto quello che sappiamo. Bisognerebbe affiancare, secondo me, a questa proposta che è giusta e che va sostenuta, anche la possibilità di, come dire, soprattutto se, come io penso, la programmazione è stata fatta in maniera seria e diciamo su opere necessarie e importanti per il PNRR, valutare anche la possibilità di utilizzare i bilanci ordinari, ovvero, cioè, se non si riesce ad aggiungere risorse, bisognerà in qualche modo redistribuire anche su altre fonti di finanziamento. Per esempio, parlando con la Regione, no, noi sappiamo che c'è una importante leva finanziaria che sono i fondi europei ordinari, i fondi di coesione, insomma quelli ordinari, no? E quindi, per esempio, noi ci siamo già trovati in provincia a fare questa operazione sull'edilizia scolastica e abbiamo valutato che in previsione degli aumenti, probabilmente un'opera possiamo farla con le modalità ordinarie del nostro bilancio. Se c'è la possibilità, ovviamente questo, però anche pensare a usare in chiave per non penalizzare poi la programmazione, ripeto, che si presume sia fatta bene, sia fatta sulle maggiori urgenze e sulle maggiori anche poi rendimenti, diciamo, sociali, economici, eccetera. Ecco, è importante, a mio avviso, valutare anche questa possibilità, perché
nessuno può ragionevolmente ritenere che nel giro di un mese, 2 mesi le cose si mettono a posto, no? Sul piano della tendenza parlo di quello che ha provocato l'aumento dei costi e tutto l'incertezza economica, eccetera, eccetera. Purtroppo sarà così, dobbiamo essere anche realisti, insomma, diciamo che già se riuscissimo verso fine anno a vedere un po' di luce sarebbe già un passo in avanti. Quindi pensare anche a dare un'indicazione che vengano in qualche modo utilizzati o utilizzati in maniera diversa altri fondi, questo tra l'altro risolverebbe anche le problematiche legate ai tempi troppo stretti per le progettazioni, a tutte le cose che sono state dette, che sono reali purtroppo, molto molto reali. Quindi io casomai aggiungerei anche questa facoltà nelle indicazioni che diamo, insomma, non dando una richiesta quanto una modalità per cui sia a livello regionale sia a livello nazionale nella programmazione di altri fondi ci sia questa attenzione a eventualmente riprendere cose che non rientrano più nella programmazione PNRR per i motivi di costi. Grazie. Una buona indicazione. Se cercare altre fonti di finanziamento. Se l'intervento era finalizzato alla possibilità di concorrere con risorse proprie a colmare il gap che deriva dalla programmazione alla sua realizzazione, questo non è un problema, lo si può già fare avendo le risorse. Non so, la provincia di Vicenza, quella di Treviso no, non le ha. Altri fondi certo. no, ma è buona l'intuizione. Aveva chiesto di intervenire il presidente di Ascom. Prego, presidente. Mi sentite? Grazie anche da parte nostra. Volevo solo fare una riflessione rispetto a quanto già detto dai colleghi in precedenza. Che noi rappresentando imprese che sono pure micro o piccole o piccolissime imprese, ma parlando un po' anche in così a livello regionale, evidentemente, pur prendendo tempo, comunque noi rappresentiamo svariate decine di migliaia di imprese con il loro carico di addetti. Se è vero che oggi ci sono dei comparti che sono entrati in forte crisi, evidentemente dall'edilizia, l'abbiamo detto prima, però ci sono anche dei comparti come il nostro che invece vengono da 24 mesi di grave crisi, dove sono state messe appunto in campo tutte le misure che abbiamo anche bene apprezzato, dal rapporto con le amministrazioni comunali al credito d'imposta. Però per andare sul pratico, rappresentando imprese del food, non food, servizi e turismo, vediamo che le nostre imprese si sono fortemente indebitate, hanno avuto gravi problemi di crisi di liquidità e oggi si trovano ad avere tutte più o meno mutui impegnativi. Cercando di andare appunto sul pratico, ci chiediamo se è possibile introdurre in questo documento, che comunque approfondiremo e prendiamo tempo per un confronto con il regionale, di proporre una valutazione della proroga dei termini, come è stato fatto all'inizio della prima, diciamo, ondata, in cui si sono potuti pagare solo gli interessi passivi, le rate sono state riviste, è stato rivisto il piano di ammortamento. Credo che questa potrebbe essere una valutazione da proporre al governo, anche di pratico e forse anche veloce, diciamo, applicazione, nel senso che va salvaguardato il turismo nell'ottica degli impegni che abbiamo con le Olimpiadi del 2026 ed è opportuno che il territorio del Veneto si trovi pronto anche dal punto di vista dell'ospitalità turistica, alberghiera ed extra-alberghiera, che le imprese in forte sofferenza oggi non spariscano domani quando poi il turismo ripartirà e sarà evidentemente necessario che la qualità e la quantità dell'offerta sia adeguata alla domanda. Sì. Grazie a voi. Se non ci sono altri interventi, io direi magari di darci una scadenza entro fine questa settimana, entro venerdì, di raccogliere eventuali integrazioni, osservazioni e riflessioni che sono emerse da questo tavolo. Poi cercheremo di fare sintesi e invieremo magari inizio settimana prossima un documento a tutti i presenti facendo sintesi delle osservazioni, cercando la sua condivisione da parte di tutti. Mi sembra che gli interventi emersi
comunque tendano appunto a interessi comuni e si condivida che qualcosa bisogna fare, potrebbe essere un buono strumento di partenza per indurre poi chi deve fare riflessioni, avere anche un punto di riferimento da parte del territorio delle province del Veneto. Va bene, io ringrazio ancora tantissimo i presenti e alla prossima. Grazie e buona giornata.